Tutto è accaduto in un attimo. Sono le 14:30 quando in via Presina, all'incrocio con via Garibaldi, si consuma il dramma. Un'auto, condotta da un anziano di 83 anni residente a Grantorto, sta svoltando quando è sopraggiunto da Padova un motociclo condotto da un 66enne residente a Padova. L'impatto è stato violentissimo. La moto prende fuoco e viene sbalzata a bordo strada con rottami che finiscono anche a metri di distanza. Immediati soccorsi. È tragica la scena che si presenta ai sanitari del 118 che tentano di rianimare il 66enne, ma alla fine sono costretti a dichiararne il decesso. I rilievi sono condotti dai carabinieri di Piazzola sul Brenta e Campo San Piero, con rallentamenti lungo la provinciale 94, arteria di collegamento tra il Padovano e il Vicentino, sempre molto trafficata. Solo 2 settimane fa, lungo la stessa provinciale, all'altezza del ponte di Carturo, un'altra vittima, un 31enne marocchino, Ayub Lasni, morto nell'auto condotta dall'amico, che era uscita di strada e finita contro il muretto di un'abitazione. Sposato, il 31enne ha lasciato 3 bambini piccoli.